Bella a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo video uscirà secondo me intorno alle 7:20, 7:30. Non uscirà troppo presto come diciamo faccio di solito, vabbè, in questo video andremo a parlare della mia formazione al fantacalcio, dove diciamo parlerò dei giocatori che metterò titolari, di quelli che sto costretto a mettere titolari, e parlerò perché ho messo proprio alcuni giocatori in panchina. Allora, modulo 4-4-2. In porta Audero, terzino Ermuso, terzino di destra, sì. Di due centrali, Selic, Soletta e poi sono costretto a mettere Lugumi adattato a terzino a sinistra. Poi Musa, sono costretto a metterlo perché non avevo finito i centrocampisti, non avevo centrocampisti eh, che non giocavano nel Napoli, nel Bologna, nell'Inter o nel Milan, perché sono state Napoli e Milan sono state impegnate in Coppa Italia ieri sera, quindi diciamo questa giornata verrà verrà diciamo recuperato il 14 gennaio e perciò cioè, non avevo altri giocatori che non giocavano in queste top. Poi Fagioli, Nico Paz, Orsolini, che sono costretto pure lui a mettere perché ehm, perché non avevo sostituti, avevo McTominay e voi direte perché non l'avete messo? Per lo stesso motivo perché ho messo Musa, perché non ho sostituzioni che non giochino nelle top di Serie A. Poi in attacco ho David e Ken. Io sinceramente su David ci può pure stare, no? Però, cioè, voglio, mi trovo costretto a giocare con Kane e dall'inizio del campionato che sta giocando male. Un Kane invisibile. Cioè, capite che è difficile che questo mi faccia culo oppure mi porti bonus. David magari un bonus me lo può pure portare, no? Però cioè io cioè non è che mi può portare tutti questi bonus magari con un Holiund e con un Pinamonti, cioè no, Pinamonti non lo tengo, scusate, sono confuso. Volevo dire con un Turamo Pinamonti, cioè non mi possono questi la coppia di attaccanti perché io avevo pure Berardi, però tuttora Berardi è infortunato. Cioè non mi possono portare bonus, magari magari metto 4-3-3, però non è che cambia tanto dal 4-4-2, perché cambia solo che vado a giocare con un centrocampista in meno. Sempre con o uno tra Musa e Orsolini mi dovrò andare a ritrovare titolare e quindi dovrò giocare in 10. Magari sì, posso pure minimizzare diciamo, i problemi che ho al fantacalcio. Però non è che li minimizzo così tanto. Magari dopo il video, dopo che ho registrato il video, lo cambierò modulo, andrò a 433. Però non è che mi cambia tanto perché poi mi va pure a peggiorare, quindi ci devo fare una valutazione, ma più di no che di sì, perché c'è un altro problema.
quello dei tre attaccanti. E al momento che mi possono giocare, ce n'ho due. Quindi vedete che non è che ho così tanti, così tanta, tra virgolette, concorrenza che dici tu, posso permettermi il 4-3-3, no, ehm, mi devo tenere il 4-4-2 e giocare in 9 perché Rossolini e Musa non giocheranno e dovrò giocare in 9. Cioè, poi per esempio io avevo anche Milinkovic Savic, no? A porta e sono costretto perché sta giocando la Supercoppa Savic a mettere Autero che certo non mi dispiace, però io ovviamente tu preferisci quello là più forte, però mi ritrovo con Autero che certo qualche bonus lo può pure portare, però mo non mi ricordo la Cremonese contro chi gioca, però sicuramente è un bonus, non dico porti in violata, però almeno qualche parata la dovrebbe fare portandomi qualche bonus, no? Però c'è, io dico, no? Coppa Italia, c'è Supercoppa Italia, perché? C'è no, Supercoppa Serie A, perché avete messo la Supercoppa, ok? Ehm, sì, la Supercoppa cioè a caso nel mese di cioè durante la stagione o la metti prima dell'inizio della stagione, quindi che ne so, la prima settimana di luglio, oppure la prima settimana, la seconda settimana di agosto, oppure l'ultima settimana ehm, di giugno, in modo che non vai a intaccare niente, ti giochi quelle 2 o 3 partite e infatti è finita là, poi devi giocare in stati di Serie A. Vabbè, io su questo non voglio parlare, uscirà un contenuto dopo riguardante proprio la Supercoppa, quindi non, ne avrò già pure spoilerato, quindi non voglio addentrarmi in cose che non sono di questo contenuto. Va bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, lasciate like ed iscrivetevi al canale, ciao!